Buon pomeriggio dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati al nostro TG, vediamo insieme i titoli. Scontro fra il ministro alla sanità Giulia Grillo e il governatore Oliverio sulle nomine dei DG che Oliverio si appresta a fare nelle prossime ore. Il ministro dice è una dichiarazione di guerra. Ore e ore in coda per trascorrere un pomeriggio sulla neve, l'ennesimo refrain che si ripete da settimane, da quando, cioè, la statale 107 è interessata dai lavori nei pressi dello svincolo di Spezzano Sila, eppure Camigliatello e Lorica sono mete frequentatissime soprattutto nei weekend. Si sono vissuti momenti di tensione e panico in un pub di Cosenza dove sabato notte qualcuno ha spruzzato dello spray urticante che ha provocato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie ai frequentatori del locale. Solo il sangue freddo e il tempismo dei proprietari e dei dipendenti ha evitato problemi più gravi. Disposta l'autopsia sul corpo di Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria di Taurianova, morta dopo 2 anni di agonia. Era in coma da tempo, da quando venne trovata in fin di vita per un colpo di pistola alla nuca il 1 novembre 2016. Funerali rinviati. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di sanità perché c'è uno scontro fra il ministro alla salute Giulia Grillo e il presidente della regione Mario Oliverio sulle nomine dei direttori generali che il governatore si appresta a fare nelle prossime ore. La titolare del Dicastero definisce una dichiarazione di guerra le nomine effettuate senza una consultazione con il neocommissario alla sanità. La sanità in Calabria continua ad essere argomento assai spinoso, teatro di frizioni e scontri politici. Dopo i rapporti burrascosi tra l'ex commissario alla sanità Scura e il governatore Oliverio, con l'arrivo del nuovo commissario Cotticelli sembravano esserci le premesse affinché si iniziasse una nuova fase. Solo mercoledì scorso l'incontro tra Oliverio, il generale Cotticelli e il subcommissario Schell, freschi di nomina e in visita istituzionale al presidente della giunta. In quell'occasione era stata espressa la volontà di iniziare una stretta e proficua collaborazione istituzionale. La pace però a quanto pare è durata poco, già perché adesso lo scontro è tra il presidente della regione e il ministro alla salute Giulia Grillo. Oggetto della diatriba le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere che Oliverio si appresta a fare, senza, contesta il ministro, alcuna condivisione con il nuovo commissario per il rientro del debito Saverio Cotticelli e del subcommissario Thomas Schell, recentemente nominati dal Consiglio dei Ministri per sistemare, ha detto il ministro, la sanità più disastrata d'Italia. La titolare del Dicastero alla Salute ha definito l'eventuale scelta dei DG una dichiarazione di guerra da parte di Oliverio, il quale ha risposto a stretto giro di posta, sostenendo che una leale e proficua collaborazione tra organi dello Stato, tra lo Stato e la Regione, deve avvenire nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze. Oliverio dice di non voler cedere alla subalternità al governo, dicendosi convinto degli insuccessi del commissariamento della sanità negli ultimi anni e ricordando al Ministro di aver già anticipato ai nuovi commissari l'intenzione di procedere alla scelta dei direttori generali anche per consentire la riapertura dei termini dei concorrenti alla nomina di DG al fine di avere una platea la più larga possibile. Insomma, la sanità diventa ancora una volta teatro di scontro. Adesso, da una parte, il Ministro chiede ad Oliverio di fermarsi con le nomine, dall'altro il governatore pare non abbia nessuna intenzione di cedere. Forzerà la mano, lo sapremo a breve. Beh, non c'erano dubbi che la sanità occupasse ancora la prima pagina d'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche. La nomina di Cotticelli, la visita da Oliverio sembravano aver, come dire, ristabilito i buoni rapporti istituzionali tra governo regionale e governo centrale. Sembrava tutto filare liscio. Poi il nodo nomine che doveva essere sciolto entro oggi, cioè il presidente Oliverio e la sua giunta si apprestavano a nominare i commissari, in attesa poi di nominare i direttori generali. E qui si è evidentemente rotta la pax, è venuta meno la fiducia, sono stati usati termini forti, forzatura, rottura, addirittura si parla di dichiarazione di guerra. La ministra Giulia Grillo, per fare in modo che il suo messaggio arrivasse forte
vibrante e che venisse ascoltato dai calabresi, che ha fatto? Ha affidato il suo messaggio a Facebook, quindi un social, dicendo ciò che pensa della sanità calabrese, dicendo a Oliverio attenzione a come ti muovi, che le nomine non puoi farle senza consultare l'ufficio del commissario, senza parlare con Cotticelli e con suo vice, perché così facendo romperesti quelli che sono i rapporti di buon vicinato, usiamo questo termine, tra virgolette, tra il governo centrale e il governo della Calabria. Ma sentite che cosa dice la ministra Grillo in questo video che abbiamo recuperato nella sua pagina Facebook. Sentite. Ieri mi chiamano i miei commissari che abbiamo nominato per la Regione Calabria per sistemare la sanità più disastrata d'Italia, perché se non siete calabresi vi invito a visitare la Calabria e vedere come i cittadini calabresi sono costretti a diciamo, accedere a una sanità che è la peggiore. Ecco, dopo che ho nominato i commissari, perché voglio aiutare la Regione Calabria, perché vogliamo fare sì che i cittadini calabresi, come tutti gli altri cittadini italiani, abbiano una sanità di un certo livello, non solo sono peggiorati i LEA, cioè quindi i livelli essenziali di punteggi dei livelli essenziali di assistenza, è peggiorato anche il disavanzo, erogano servizi peggiori e spendono di più, cioè quindi diciamo il paradosso del paradosso, no? Calabria continua a spendere di più, ok? E dà meno servizi. Voi direte, ma com'è possibile questo? C'era un commissario nominato dall'ex governo, quindi nominato dal ministro Lorenzin, quindi diciamo in quota Partito Democratico, che evidentemente nonostante fosse praticamente sempre in collaborazione con un presidente della regione Partito Democratico, non sono riusciti a migliorare un bel niente. Non solo non sono riusciti a migliorare niente, ma addirittura sono riusciti a peggiorare. Ok? Adesso noi abbiamo nominato il commissario, un generale, un ex generale dei Carabinieri, e un tecnico che è un manager di riconosciuta e comprovata capacità tecnica. I due commissari, il commissario e il subcommissario, sono stati in Calabria e hanno incontrato il presidente della regione Olivero, chiedendo chiaramente nell'interesse dei cittadini calabresi di scegliere di portare avanti le iniziative insieme. Sapete come si dice la leale collaborazione tra istituzioni? Ecco, insieme per l'interesse dei cittadini calabresi. Cosa succede? Succede che Olivero decide, in barba alla leale collaborazione, oggi di convocare la giunta per nominare niente di meno che i commissari delle aziende sanitarie, che sono praticamente i vertici delle aziende sanitarie. Allora io dico, se ti nomini i commissari, tu cosa fai? Giusto? Con i miei commissari, d'intesa, non è che te li impongo io, ma d'intesa nominate insieme i nuovi vertici. Perché? Perché ci vuole un segnale di cambiamento, perché non è possibile continuare a perseverare. Io ho nominato i commissari per fare un cambiamento, e se Olivero non vuole, se Olivero questo cambiamento non lo vuole, noi commissari li possiamo pure levare. Però i cittadini calabresi devono sapere che per colpa sua, solo per colpa sua e per scelta sua, questa sanità non la stiamo migliorando. Bene, questo è il messaggio che la ministra Grillo lancia al presidente Oliviero, lo chiama, non Oliverio. Addebita le responsabilità della situazione che si è venuta a determinare in Calabria alle scelte operate, avete sentito bene, in comune accordo Oliverio con l'ex commissario Scura. Bene, sappiamo tutti che non c'è mai stato nessun tipo di rapporto tra il governo della regione e l'ufficio del commissario. Quindi le scelte operate da Scura in questi ultimi 2 anni e in questi ultimi 3 anni e che hanno portato, come dire, all'aumento del disavanzo, all'abbassamento dei LEA e tutto ciò che la ministra ha menzionato nel corso del suo messaggio affidato a Facebook, è, voglio dire, il fallimento di questa esperienza commissariale. Adesso si ricomincia. Badate bene, la ministra non dice che il governo regionale, quindi Oliverio, non possono nominare i commissari, perché questa è una prerogativa della regione. Dice altro, li faccia pure questi commissari, ma in assoluto disaccordo con noi. È un segnale, un messaggio, chiamatelo come volete, forte, pressante, tosto,
che alla fine se le cose non andranno bene chi ci rimetterà è il cittadino, siamo noi cittadini, non lo scontro in atto che c'è tra governo regionale e governo nazionale. È chiaro che la ministra Grillo è stata anche, come dire, portata dai suoi esponenti, gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Calabria, che hanno chiesto proprio alla ministra di scendere in campo perché come dire, bisognava muoversi in questo momento e far sentire la voce del Movimento 5 Stelle. Qualche minuto fa, prima di andare in onda con il nostro giornale, abbiamo ricevuto anche un video della deputata Dalila Nesci che va nella stessa direzione, perché i 5 Stelle sostengono, come è logico che sia, l'azione della ministra Grillo. Ora bisogna capire Oliverio che farà, anzi Oliviero come lo chiama la ministra Grillo, che farà? Procederà alla nomina dei commissari e quindi accettando lo scontro istituzionale, oppure diverrà a miti consigli e ragionerà con Cotticelli su quale sarà la strada migliore? È tutta qui la partita, che è una partita squisitamente politica che riguarda anche le prossime competizioni elezioni regionali. Ma vorrei ricordare che al centro ci siamo noi cittadini. Grazie direttore, fin qui la sanità, adesso parliamo di cronaca perché a Cosenza si sono vissuti momenti di tensione e panico in un pub cittadino dove sabato notte qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante che ha provocato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie ai frequentatori del locale. Solo il sangue freddo e il tempismo dei proprietari e dei dipendenti ha evitato problemi più gravi. Gianluca Pasqua ci racconta com'è andata. Doveva essere la classica serata a cavallo tra il sabato e la domenica al Buck & Bros di Cosenza. Prima la cena, poi la musica dal vivo. Tutto stava andando per il meglio quando alle 2 qualcuno ha voluto rovinare la festa. Iniziavano a tossire tutti quanti, brucio dagli occhi, anche noi, come un senso di asma. Abbiamo capito che sta succedendo qualcosa di strano e subito ci siamo messi ad operare per far uscire tutti quanti. C'erano all'incirca 150 persone che vengono a cena qui in questo locale perché noi facciamo cena spettacolo e rimangono anche per il dopo cena. I proprietari e il personale del locale hanno mostrato sangue freddo e preparazione, mettendo in atto il piano di emergenza. Le uscite di sicurezza hanno consentito ai clienti, per lo più oltre 30 anni, di allontanarsi trovando sollievo dalle sale limitrofe. Ma chi ha spruzzato lo spray urticante e perché? Non sappiamo. Spero sia stata una ragazzata, che non succederà più. Oppure non saprei. Bravata o dispetto da parte di qualcuno che non gradisce il successo del locale, le indagini in corso sulla base anche delle immagini del circuito videosorveglianza interno ed esterno potrebbero svelare l'identità della persona o delle persone che hanno reso troppo piccante la notte, rischiando di causare guai seri. I proprietari attendono i risultati e non si lasciano scoraggiare. Ci sono le telecamere sia dentro che fuori ci sono quelle della città, abbiamo fatto la denuncia alla questura che ora sta lavorando nel miglior modo possibile, penso, per trovare questo ragazzo che ha fatto questo gesto un po' antipatico, diciamo. Cambiamo argomento, ore e ore in coda per trascorrere un pomeriggio sulla neve, l'ennesimo refrain che si ripete da settimane, da quando cioè la statale 107 Silana-Crotonese è interessata dai lavori nei pressi dello svincolo di Spezzano Sila. La neve è bella, ma quanta fatica per trascorrere delle ore in spensieratezza con la famiglia. In tanti, nonostante la domenica di riposo, hanno deciso di rinunciare, eppure... Basterebbe un solo programmare e gestire anche in periodi diversificati rispetto a quelli di maggior afflusso per risolvere il problema. Ci sono tante lamentele, anche se io, come dire, colgo questa opportunità che voi mi date per lanciare anche un messaggio di positività e per dire che la Sila in questo periodo è talmente bella e offre dei paesaggi e degli scenari spettacolari che anche fare qualche minuto di macchina in più, posso assicurarvi che vale la pena raggiungerla e viverla in questo periodo. Ore e ore in coda, il gioco vale la candela? Sui social si scatena l'ira dei vacanzieri mordi e fuggi che nel tratto chiuso interessato dai lavori di messa in sicurezza hanno dovuto attendere un lungo serpentone di auto in coda a passo d'uomo per raggiungere lo svincolo e procedere poi nel normale scorrimento.
Possibile che in Calabria siamo maestri nel complicarci la vita? Ogni anno c'è sempre qualcosa, c'è la neve e non funzionano gli impianti. Quest'anno gli impianti funzionano, si è fatto tanto e si è anche parlato molto, sia di Lorica, l'anno scorso di Camigliatello, ora sono funzionanti, sono efficienti e abbiamo difficoltà per raggiungerli. Quindi io penso che adesso la sensibilità, diciamo, degli operatori anche dell'ANAS vada sicuramente incontro a questa esigenza che viene dai territori, viene dai sindaci, ma soprattutto per il turismo della Calabria. Eppure l'ANAS ha deciso di utilizzare gli operai per regolamentare i volumi di traffico sia all'andata che al ritorno, ma evidentemente, se è vero come è vero che da Camigliatello per raggiungere Cosenza si è impiegato in media quasi 2 ore e mezza, qualcosa va sicuramente rivisto. Quest'anno, neanche a farla apposta, queste vacanze di Natale sono state piacevolmente imbiancate dalla neve, quindi dovevamo essere un po' più attenti ad evitare situazioni che invece hanno creato un blocco e forse un allontanamento dei turisti dalla nostra regione. Che dire poi della strada statale che da San Fili porta allo svincolo di Paola? La situazione è quella già paventata nei giorni scorsi e per il senso unico alternato ancora c'è da attendere. Questa è la pagina triste, ma complice il bel tempo, sono stati tanti i turisti che hanno affollato gli impianti sciistici sia di Camigliatello che di Lorica. La neve in Sila c'è, per fortuna, e richiama turisti da oltre regione, anche tanti semplici visitatori del fine settimana. A Lorica, grazie anche alla straordinaria suggestione del lago Arvo, parzialmente ghiacciato, gli stimatori dell'altopiano silano non mancano e affollano gli impianti di risalita, che sono perfettamente funzionanti. Nonostante le temperature ben sotto lo zero, anche di giorno, lo svago e il divertimento sono assicurati per grandi e piccini. E ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le attitudini sportive. E così anche a Camigliatello, la meta che richiama di più i cosentini, visto che è la più vicina alla città. Anche qui il manto nevoso e la suggestione dei luoghi costituiscono in questi giorni una grande attrazione e fino a quando la luce diurna lo permette ci si diverte in mezzo alla neve, segno che la presenza di strutture aperte e funzionanti insieme alle ricchezze proprie del territorio possono fare la differenza e calamitare l'attenzione di migliaia di persone desiderose di fruire delle nostre montagne. Così si creano indotti virtuosi e anche da qui passa quello sviluppo economico che tanto inseguiamo da decenni. E torniamo a parlare di cronaca perché uno sparo nell'ascensore dell'ospedale di Venezia, città dove Sissi lavorava come agente della polizia penitenziaria nel carcere della Giudecca, poi 26 mesi e mezzo di coma vegetativo, sabato sera l'addio alla giovane trentenne raggiunta da un colpo di pistola alla nuca il 1° novembre 2016. La donna è ispirata nella casa di famiglia a Taurianova dove era stata trasferita una volta intuito che per lei non c'erano più speranze. Sissi arriva alla fine del suo calvario, ma il giallo sulla sua morte resta aperto con interrogativi senza risposta, con ombre che continuano a coprire la verità. Disposta l'autopsia, funerali rinviati. Non ce l'ha fatta, dopo 2 anni di agonia, la giovane agente di polizia penitenziaria Sissi, trovato mazza, ferita il 1° novembre 2016 da un colpo di pistola nell'ascensore del reparto di pediatria dell'ospedale civile di Venezia, dove si trovava per servizio. Fino a questo momento le indagini non sono ancora riuscite a chiarire chi le abbia sparato, né quale fosse il movente. L'indagine, che in un primo momento era stata orientata verso un caso di suicidio, ha poi preso una direzione ben diversa, soprattutto grazie alla grande mobilitazione della famiglia e degli amici di Sissi, rivelando uno scenario che fa propendere decisamente per l'omicidio. Sulle mani e sul corpo, tra l'altro, furono trovati lividi e graffi compatibili con una lotta che potrebbe aver avuto con il suo assassino. I funerali della ragazza, previsti per oggi a Taurianova, sono stati rinviati. A darne notizia è stato il Comitato Giustizia per Sissi, che sulla propria pagina ha comunicato che la Procura di Venezia ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. Nuovi particolari potrebbero emergere
emergere dall'esame medico-legale, autopsia che potrebbe svelare lesioni e traumi rimasti nascosti a causa delle condizioni della 28enne. Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non si è tirato indietro chiamando al telefono il papà di Sissi. Non vi lasceremo soli, i riflettori resteranno accesi ora più che mai, ha riferito il ministro a Salvatore Trovato Mazza. Voglio assicurarle, ha aggiunto, che le luci non si spegneranno, anzi in questo momento l'attenzione sul caso è altissima, è un atto dovuto per l'accertamento della verità. Adesso ci spostiamo a Rende, dove il Comune ha donato formalmente la chiesa e alcuni terreni alla parrocchia di Contrada Linze. Alla cerimonia era presente anche l'arcivescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè. Adesso la parrocchia della Santissima Trinità di Contrada Linze a Rende è finalmente proprietaria della chiesa e dei terreni circostanti. La cerimonia ufficiale di donazione si è tenuta presso il centro sociale Lanzino, presente anche l'arcivescovo Monsignor Francesco Nolè e i parroci Don Giulio Altomare e Don Pompeo Rizzo. Ora la parrocchia, che comprende circa 6.000 fedeli, potrà avviare i progetti di ampliamento della struttura. Già nelle prossime settimane sarà avviato l'iter per la realizzazione della casa canonica e dei locali destinati ad utilità sociale. Il progetto sarà finanziato con fondi della CEI. Oggi qui nel centro sociale Roberta Lanzino, dove inauguriamo anche questa prima sala, ospiterà alcune associazioni, sarà una delle case delle associazioni. Oggi la grande soddisfazione è quella di avere anche questo incontro con la Chiesa. Doniamo non solo la Chiesa ma anche un terreno a fianco dove dovrà sorgere anche un'altra struttura. Questo perché la Chiesa porta avanti dei progetti che sono propri ma che riguardano anche una comunità. L'arcivescovo ha elogiato la grande sensibilità sociale ed ecclesiale del comune di Rende. Da parte sua il sindaco Manna ha sottolineato come ci sia sempre piena sinergia tra l'amministrazione comunale e la Chiesa nell'ottica di una piena condivisione di intenti e obiettivi. Io spesso mi trovo ad affrontare insieme anche con la Chiesa le emergenze sociali, sulla povertà o altro, spesso interveniamo assieme, dove non riusciamo a intervenire noi interviene spesso la Chiesa e questo è motivo davvero di orgoglio, perché significa che al di là delle appartenenze, al di là di quello che può essere poi la singola decisione e scelta che uno può fare anche da un punto di vista religioso, ma questo non significa che non si cammini verso lo stesso obiettivo, che è quello di dare sostegno alle famiglie. Nei prossimi giorni il comune di Rende donerà alla Chiesa anche i terreni su cui sorge il seminario interdiocesano. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Inizia la settimana con il veloce passaggio di una perturbazione di origine atlantica. Seguiranno 2 giorni di tempo stabile e soleggiato, anche se piuttosto freddo, specie nelle ore notturne e al mattino. Il tutto grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso sul Cosentino, Catanzarese e zone interne del Vibonese, con precipitazioni specie nella seconda parte della giornata, nevose su Orsomarso, Pollino e Sila, inizialmente solo sulle cime più alte, fino a raggiungere 1300-1400 metri nel pomeriggio sera, oltre i 1500-1600 metri su Aspromonte. Nuvolosità irregolare su Vibonese, Reggino e lungo tutti i versanti ionici, con possibilità di piogge tra deboli e moderate, associate a parziali schiarite. Migliora da nord a partire dalla serata, temperature in ulteriore lieve aumento, specie nei valori minimi. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso, parziali annuvolamenti li potremmo ritrovare ancora su Crotonese e Sila nord-orientale. Temperatura in diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi maestrale in rinforzo sul Tirreno, tendente a ruotare da nord nel pomeriggio con mare tra molto mosso e agitato. Lo Ionio vedrà inizialmente ventilazione da maestrale moderata con mare mosso, tendente a ruotare da nord e a rinforzare con mare che aumenterà il moto ondoso fino a molto mosso sul settore cosentino e crotonese. Domani venti di tramontana moderati ovunque, con locali rinforzi sul crotonese. Mari molto mosso il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio crotonese, mosso nei restanti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Bene, è tutto. Io mi fermo qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.